presidente dell'ANCI del Veneto, grazie di essere qui con noi. E con una veste anche molto particolare, il tema è molto importante, perché tra i ruoli notoriamente rivestiti, a parte quella di sindaco, è anche quella di responsabile della protezione civile. Per quel che riguarda l'ANCI. È un argomento molto importante, c'è stata anche approvata, adesso ci spiegherà bene nel dettaglio, una riforma della protezione civile, ci sono dei cambiamenti, ma prima che capitino le cosiddette disgrazie, che poi ci spingono a parlare di quanto è importante il ruolo della protezione civile, metterci il naso prima fa bene, perché si conoscono i meccanismi e si capisce anche l'importanza di chi opera e del coordinamento che ci deve essere a livello territoriale e poi naturalmente nazionale. Ma parleremo anche di tanto altro ancora, perché ce n'è da dire, facciamo un po' un aggiornamento dopo un po' di tempo. E allora cosa ci racconta? Tiriamo un po' un bilancio e anche vediamo un po' le novità che ci possono essere, anche se non sono ancora definite, insomma. Sì, allora per quanto riguarda la protezione civile, ormai è una tematica di attualità, soprattutto per i fatti che hanno investito in questi anni la nostra regione, ma anche a livello italiano. Di solito quando si verifica qualche evento calamitoso importante, poi partono sempre, soprattutto secondo me a livello centrale, tutta una serie di input che cercano di focalizzare l'attenzione proprio su un cambio anche della normativa, perché come si evolve la situazione è chiaro che da un punto di vista fisico, da un punto di vista materiale, concreto, è chiaro che si deve evolvere anche la normativa di conseguenza per rimanere al passo con i tempi. C'è bisogno da un punto di vista normativo di codificare l'attività della protezione civile e cercare anche in qualche modo di tradurre in norma quelle che sono le prassi che si sono consolidate in questi anni, e finalmente è stato approvato proprio nel mese di gennaio del 2018 il codice di protezione civile. Quindi a livello nazionale è stata data, come possiamo dire, un'impostazione al passo con i tempi proprio del sistema di protezione civile. Peraltro, come tutte le norme, richiedono delle direttive che poi vadano ad attuare quanto viene fissato per norma nazionale. Decreti attuativi. Esatto, quindi sono stati dati dei principi di massima, adesso poi devono subentrare appunto le direttive che andranno a definire, a disciplinare nel dettaglio. A loro volta poi le regioni dovranno anche disciplinare, dovranno anche tener conto della normativa nazionale, perché la protezione civile è una materia dove abbiamo la competenza sia dello Stato che della regione, e quindi lo Stato interviene ponendo dei principi, dando delle indicazioni, e poi ci sarà una normazione successiva più nel dettaglio che andrà a disciplinare. Perfetto, con l'occasione vediamo adesso subito un contributo, un servizio che è stato fatto, così inquadro ulteriormente quanto stiamo dicendo per capirne anche la valenza. Vediamolo insieme. L'obiettivo è mettere la protezione civile, gli enti locali e la regione nelle condizioni di intervenire al meglio nei confronti delle emergenze. Il nuovo codice è stato uno degli ultimi atti della scorsa legislatura. Di fronte a eventi disastrosi come la tromba d'aria in Riviera nel 2015, occorre sapere con certezza a chi spettano i vari compiti. Abbiamo voluto veramente che si andasse ad indicare chi deve fare cosa in occasione soprattutto delle calamità, perché poi noi abbiamo visto che in occasione dell'evento calamitoso si va alla ricerca di un capro espiatorio. Allora i sindaci vogliono essere posti nelle condizioni di poter lavorare e di sapere esattamente che cosa devono fare. Il codice della protezione civile porta un aggiornamento, un adeguamento della normativa, in particolare per le regioni e per gli enti locali, e vengono precisate in maniera puntuale le competenze. La riforma della protezione civile rimane però incompleta. L'altro tassello avrebbe dovuto essere il decreto Del Rio sugli enti locali, ma la norma si è arenata in Parlamento. Ora spetterà alla nuova legislatura il compito di finire il lavoro intrapreso. Ecco, Presidente, decreto sugli enti locali, ovvero? Secondo me si fa un po' riferimento al fatto che con la legge Del Rio sono stati modificati un po' quelle che sono le competenze relative ad alcuni enti, basti pensare alla provincia. Certo, la provincia è stata completamente trasformata. Una volta la protezione civile rientrava nella provincia, no? E aveva un ruolo fondamentale sì. la provincia, e diventava ed era sicuramente una tra le competenze primarie che aveva una provincia.
se non che con la legge del Rio sono state individuate le funzioni fondamentali distinte da quelle non fondamentali, quindi la protezione civile non è più una funzione fondamentale, dovrebbe esserci la competenza della regione, la provincia dovrebbe comunque continuare a rimanere per garantire un coordinamento, per garantire la sala operativa, comunque anche il personale a disposizione. E la legge del Rio era un po' propedeutica a quella che doveva essere poi la riforma costituzionale, quella che esatto. doveva essere introdotta con il referendum del 4 dicembre. Quindi era tutto concatenato. Era tutto legato, quindi con la bocciatura invece della riforma costituzionale del 4 dicembre, anche la legge del Rio, che era un po' propedeutica perché aveva poi come fine ultimo la riforma costituzionale, ha subito un contraccolpo. E allora adesso siamo nella fase in cui bisogna capire esattamente le province, a seguito di questo cambiamento che c'è stato, effettivamente che ruolo possono continuare ad avere, perché è indispensabile un livello intermedio tra uno Stato centrale e una regione e il comune. Il comune è una realtà circoscritta che può avere delle competenze, delle risorse specifiche per un determinato contesto, ma molto spesso c'è bisogno di un coordinamento superiore. La regione risulta troppo distante, ecco che la provincia comunque era un ente che serviva a questo, e io l'ho sperimentato appunto nel 2010 con l'alluvione. È stato fondamentale il ruolo, se io penso anche all'utilizzo dei volontari di protezione civile, se io penso alle risorse che hanno messo a disposizione, alle competenze tecniche. E allora adesso c'è un po' da capire a livello nazionale che cosa intendono fare esattamente, ripartendo le competenze tra i vari enti. Perché allo stato attuale, anche recenti disastri che ci sono stati, la responsabilità e la competenza del sindaco, cosa può fare? Allora, questa è una questione molto delicata, quella relativa appunto alle competenze e alle responsabilità. Se voi pensate, ogni qualvolta c'è una calamità, c'è sempre qualche avviso di garanzia che parte, infatti, sempre a carico di qualche sindaco. Il sindaco ha delle responsabilità sicuramente, però tante volte mancano i mezzi, mancano le risorse, non c'è una preparazione adeguata, c'è una parte tecnica che dovrebbe dare un supporto al sindaco, e allora ci domandiamo: ma quanto la parte tecnica, il personale tecnico risponde e quanto lo deve fare il sindaco, che è la parte politica? Quello che si è voluto fare anche con questo codice della protezione civile, ma che ripeto richiede anche poi delle direttive che andranno a specificare, è proprio capire esattamente chi deve fare cosa, per non vedere sempre nel sindaco il capro espiatorio che alla fine di una calamità deve rispondere sempre per tutto e per tutti, pur non avendo magari, ripeto, la disponibilità dei mezzi, delle risorse, del personale per poter affrontare una calamità. Quindi è questo che si sta cercando soprattutto di capire, e anche come ANCI, che è l'associazione nazionale, ci stiamo anche rapportando un po' con, ad esempio, la scuola della magistratura, proprio per dare anche degli elementi alla magistratura per capire esattamente che cosa fare, dare anche gli elementi tecnici all'indomani di una calamità, che cosa doveva essere fatto, chi si doveva muovere, in che direzione si doveva andare, perché altrimenti il rischio è che quando si va a giudicare l'operato di qualcuno, proprio perché non si ha una conoscenza completa, si rischia di magari iscrivere tra gli indagati dei soggetti che poi alla fine sì, colpe magari non ne hanno. Ecco, nei fatti anche recenti, anche di grandi città che sono capitati, in cui appunto c'è una responsabilità del sindaco, e tanti dicono: ma chi te lo fa fare a fare il sindaco? Perché stiamo parlando di penale, tra l'altro, certo. E di responsabilità di vite umane, perché poi questo scatta al momento in cui c'è la compromissione anche della sicurezza dei cittadini. Lei, con esperienza di sindaco, tra l'altro in periodi anche che l'hanno vista attiva nel suo comune, per fortuna non è successo niente di tragico, però era e reputa queste persone, questi sindaci, siano nelle condizioni effettive di poter avere il monitoraggio di tutte le situazioni che si possono verificare, dallo spettacolo in piazza, che può essere un esempio banalissimo, che però adesso non è più così, appunto all'alluvione anziché il terremoto o altre situazioni, perché bisogna essere poliedrici. O c'è necessità di spezzettare queste competenze? Beh, premetto che alla luce anche di quello che ho vissuto io nel 2010 e che ho visto e seguito in questi anni anche tramite l'ANCI, appunto l'associazione dei comuni, anche dando un sostegno, un aiuto ai miei colleghi che hanno subito delle calamità, la cosa che io continuo a dire sempre è a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori: bisogna studiare.
Bisogna studiare. Sì, perché noi adesso anche come ANCI, come Associazione dei Comuni, organizziamo corsi di protezione civile. Cosa che una volta non ci si pensava neanche. Assolutamente. Era una delle cose che proprio in assoluto... Perché finché non ti capita una calamità, finché non ti trovi a dover gestire una situazione di emergenza, non ti rendi conto delle problematiche a cui vai incontro e delle responsabilità soprattutto. Allora, col senno di poi, proprio perché le vivi, dai consigli, perlomeno io ho fatto così in questi anni, a tutti i miei colleghi amministratori, proprio per dire loro che bisogna documentarsi, bisogna studiare, bisogna cercare di adottare quelle misure minime che sono necessarie per evitare di essere poi incriminati, bisogna cercare di istruire sempre di più anche i cittadini. Bravissimo, questo è l'altro aspetto importantissimo. Infatti è l'altra questione che si è cercato di portare avanti anche con questo codice di protezione civile e che noi cerchiamo di fare, è di sensibilizzare i cittadini nel fatto che la protezione civile è ognuno di noi, perché c'è il cosiddetto concetto della resilienza, cioè noi dobbiamo incominciare a capire che noi siamo protezione civile e che noi per primi cittadini ci dobbiamo proteggere e dobbiamo adottare tutte quelle misure che sono necessarie per proteggerci, per essere informati, perché poi quando si verifica un fatto si va alla ricerca di un responsabile, però noi per primi dobbiamo adottare quelle misure che evitano di metterci in situazioni rischiose o di pericolo. Ed è questo il concetto della prevenzione, il concetto della preparazione e il fatto di prima essere dotti e sapere che cosa fare nel momento in cui si verifica il determinato evento. Quando da noi c'è stata l'alluvione del 2010 ci sono stati tanti danni, però anche lì sono state adottate delle misure che hanno cercato di contenerli, perché sennò sarebbero stati molti di più. Allora, un minimo di preparazione, un po' di buona volontà, avere la consapevolezza di quello che si sta facendo evita che poi ci possano essere delle conseguenze ancora più gravi. Ecco l'importanza di conoscere. Quindi le competenze, le conoscenze, però si parla anche di risorse, no? Per la protezione civile. Questo secondo me è un altro aspetto fondamentale. È l'altro punto fondamentale. Che questo non sempre c'è, non sempre è presente in tutti i campi, in tutti gli ambiti. E questo è il problema anche del fatto che bisognerebbe disporre di finanziamenti, avere comunque la possibilità di impiegare delle risorse proprio destinate alla protezione civile. Sta un po' cambiando rispetto al passato. Infatti sta cambiando qualcosa. Sì. Se noi pensiamo anche fino al 2010, anche interventi sui fiumi, se noi pensiamo, erano proprio limitati, perché c'era una sensibilità diversa, perché magari si pensava di più ad asfaltare una strada che non a garantire la sicurezza idraulica del territorio. Adesso, alla luce degli eventi che hanno colpito il territorio veneto, è cambiata la prospettiva, quindi sono stati realizzati i bacini di laminazione, sono stati fatti degli interventi lungo i corsi dei fiumi, sono stati rafforzati gli argini. Si può fare di più e c'è da fare di più, però recuperare 60 anni di abbandono ce ne vuole di tempo, ecco, però appunto la sensibilità è cambiata e quindi noi lo vediamo. Basti pensare anche al piano delle acque, al fatto che adesso comunque per intervenire sul territorio anche con nuove costruzioni, comunque devi osservare tutta una serie di parametri e di prescrizioni da un punto di vista tecnico che devono garantire l'invarianza da un punto di vista idraulico, cioè che non ci devono essere delle ripercussioni appunto in termini poi di allagamenti e di conseguenze E qui non parliamo negative. di terremoti, tra l'altro, nella nostra zona, per fortuna. Sì, che poi abbiamo visto che non è che siamo indenni, perché No, se io penso al 2012 c'era stato anche lì il terremoto in Emilia Romagna, delle conseguenze le abbiamo avute anche qui in alcuni edifici. Infatti c'è anche quell'aspetto lì. Quindi, per quanto riguarda il centralismo della gestione, si era parlato anche in passato di questo, poi adesso staremo un po' a vedere, poi col discorso anche della richiesta di maggiore autonomia dell'ambito della regione, se fa rientrare tra le competenze, purché ci siano anche le risorse, la protezione civile, insomma in questo sistema lei come la vede operativamente, più efficace? Perché nel Sud Italia vedono più di buon occhio un maggior centralismo di gestione, proprio perché magari non sono organizzati, non hanno la preparazione, quindi quando capita l'evento diventa veramente una tragedia nella gestione. Qui invece, come lei che rappresenta l'ANCI? Allora, il bello dell'esperienza dell'ANCI
dell'Associazione dei Comuni è quella che ti puoi rapportare con i comuni di tutta Italia. E infatti mi è capitato nel corso di questi anni di partecipare ad incontri dove ci sono i rappresentanti delle protezioni civili di tutte le regioni italiane, quindi sono altri sindaci che per conto delle loro ANCI regionali hanno la delega in protezione civile. E allora ti rendi conto come la protezione civile viene percepita e viene gestita in maniera diversa nelle varie zone d'Italia, e ci sono delle regioni che sono organizzate, che sono all'avanguardia, e altre regioni meno. L'Italia non è tutto uguale, anche a livello amministrativo, a livello organizzativo. Sulla scorta di questo, secondo me, la Regione Veneto è una delle regioni più organizzate, insieme alla Lombardia, ma mi vengono in mente anche le Marche, se devo pensare a delle regioni dove l'Emilia Romagna, dove senti raccontare anche delle esperienze direttamente dagli amministratori. E sarebbe bene utilizzare le esperienze di queste realtà regionali perché le buone pratiche vengano poi diffuse a livello nazionale. E invece nelle altre regioni cosa ha riscontrato? Secondo me c'è meno organizzazione. C'è meno organizzazione da parte del volontariato, c'è meno organizzazione in termini proprio di protezione civile, la percezione che io ho. E la cosa che faceva rilevare Fabrizio Curcio, che allora era il responsabile della protezione civile a livello nazionale, perché ho avuto modo di parlare prima dell'attuale capo del dipartimento, che è Borelli, Curcio diceva: la nostra difficoltà è quando noi interveniamo in una determinata regione, hanno un modo di fare, una prassi che è completamente diversa magari dalla regione vicina, e quindi quando tu ti trovi a dover gestire una calamità c'è questa difficoltà nell'intervenire perché ci sono appunto prassi, modi di fare che sono completamente diversi da una regione all'altra. Addirittura. E dice, e noi che a livello nazionale dobbiamo intervenire in uno scenario di calamità ci troviamo in difficoltà. Quindi sarebbe bene che ci fossero comunque dei, chiamiamoli così, dei linguaggi, dei codici che fossero uguali a livello nazionale. Per cui quando si verifica la calamità in qualsiasi parte d'Italia, a livello nazionale si riesce ad intervenire e l'intervento anche delle altre regioni può essere, come posso dire, più agevole proprio perché c'è una uniformità di linguaggio. La diversità che esiste tra regione a regione questo non facilita nel momento stesso in cui tu hai appunto una calamità, un'emergenza da gestire. Quindi, ritornando alla domanda, se conviene maggior centralismo o se conviene una gestione autonoma, l'ideale sarebbe riuscire a contemperare le due cose. Perché in regioni come la nostra, dove abbiamo un certo tipo di organizzazione, sarebbe bene continuare in questo senso, anche perché abbiamo un contatto più diretto col territorio. Ma è altrettanto vero che ci vorrebbero comunque delle prassi, dei codici, dei linguaggi diffusi a livello nazionale, proprio perché quando si verifica un'emergenza di portata nazionale, quindi non è la singola regione che interviene, ma hai bisogno dello Stato che intervenga e di altre regioni, ci vuole anche una certa uniformità poi di intervento. Quindi codificare gli interventi, quindi forse un passaggio, sono nati quasi a livello spontaneo, perché sembra quasi l'idea di qualcosa nato a livello spontaneo, adesso deve essere coordinato e codificato, resi dei protocolli, insomma, un po' come avviene in altri paesi. Che ci fosse una linea comune che comunque fosse rispettata a livello nazionale in modo tale che in occasione dell'emergenza ci si comportasse tutti alla stessa maniera, però cercando magari di comunque lasciare anche lo spazio a chi riesce ad organizzarsi. Questa è l'altra cosa fondamentale, esatto. Allora, torniamo tra poco insieme e intanto andiamo in pubblicità con i pochi secondi.